Donne maltrattate, offese e talvolta uccise. I femminicidi e i reati di genere in Italia da inizio anno sono aumentati, così come gli ammonimenti per i casi di stalking e per condotte di violenza domestica. Anche nella Marca gli episodi di violenza e maltrattamenti fra le mura domestiche non mancano. Per aiutare le vittime di violenza è stata creata una stanza tutta per sé presso la Tenenza dei Carabinieri di Oderzo. Lo spazio è il frutto di un protocollo d'intesa fra l'Arma dei Carabinieri e l'associazione Soroptimis International, che dal 2015 a oggi ha già portato alla realizzazione di ben 190 locali simili su tutto il territorio nazionale. Offre a noi carabinieri la possibilità di fornire ai cittadini del territorio dello Pietergino mottense un servizio sempre più qualificato e sempre più efficiente, con il tratto che caratterizza la nostra istituzione, l'Arma dei Carabinieri, che è la cordialità, e con la gentilezza, e che quindi consente a noi di ricevere le persone che vivono situazioni di fragilità in un contesto confortevole e accogliente. L'iniziativa ha già visto la realizzazione di una stanza di ascolto a Conegliano e a Vittorio Veneto e prossimamente a Treviso nel comando dei Carabinieri di via Cornarotta. Da oggi la competenza e la cordialità dei Carabinieri si arricchiscono di un ambiente ancora più accogliente e rassicurante per le persone che vivono situazioni di fragilità e disagio. Per far sì che queste donne o comunque qualsiasi persona che arriva qua per denunciare una violenza si trovi in un ambiente così un po' più amichevole, un po' più gentile, che sia più facile denunciare una violenza, che è sempre un momento terribile, credo, nella vita di una persona. La stanza è fornita di un kit informatico per registrare le denunce delle vittime. È chiaro che noi siamo consapevoli tutte che è importante che noi creiamo una rete attorno a queste donne. Fondamentalmente per renderle libere dovremmo riuscire a dare un lavoro dignitoso, una casa lontana da un uomo che le perseguita.